fare in questo momento trattative al ribasso, rinunciare a possibilità che abbiamo, non vedere e non capire le esigenze che hanno i veneti in questo momento, veramente mi fa ogni tanto chiedere chi è che appunto dice queste cose e se soprattutto è in contatto con la realtà del Veneto. Il monito del presidente Roberto Ciambetti all'apertura dei lavori del Consiglio regionale sulla proposta di legge statale per l'autonomia del Veneto. Dopo le perplessità emerse nelle commissioni, l'appello è a non cercare di abbassare l'asticella delle richieste. È d'accordo il Movimento 5 Stelle che invita le altre forze politiche a non perdere tempo in schermaglie. I veneti hanno parlato chiarissimo, sì all'autonomia. Noi come Movimento 5 Stelle siamo sempre stati e siamo favorevoli all'autonomia. Questa è la democrazia diretta e vogliamo e dobbiamo dare voce e mettere in pratica quello che i cittadini veneti hanno richiesto. Non ci dobbiamo fermare troppo sui tecnicismi, dobbiamo portare a casa il risultato. Il PD è invece convinto che la richiesta di trattenere i 9 decimi delle tasse in Veneto sia eccessiva. Se si chiede troppo, sostengono i democratici, si rischia di non ottenere nulla. Ricordo che ad oggi il bilancio regionale, tutto il bilancio regionale, sanità compresa, è di 14 miliardi. Noi con l'articolo 2 ne chiederemo 20 in più. È chiaro che fa fatica a tirare una trattativa, prima ti chiedo i soldi e poi decidiamo le materie. Se tutte le 15 regioni chiedessero esattamente quello che richiede il Veneto, i casi sono due: o salterebbe il bilancio dello Stato da un lato, dall'altro se si applicasse la cancellazione dei sistemi di perequazione ci sarebbero intere regioni che perderebbero parecchie risorse. Argomentazioni duramente respinte dalla maggioranza che accusa alcuni consiglieri di lavorare contro gli interessi del Veneto. Diciamo che forse qualcuno qui all'interno del Consiglio regionale vuole far parte della delegazione romana nella trattativa, perché vediamo che soprattutto gli esponenti del Partito Democratico si stanno mettendo, diciamo, dalla parte di Roma, e questa è la cosa più sbagliata.